Skiforum fa visita alla coloratissima Colmar in compagnia di Stefano Colombo. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Ben ritrovato su Skiforum. Su cosa punta quest'anno Colmar, oltre a questi splendidi colori? Beh, l'hai detto tu, giustamente il colore. Ho trovato la battuta? Esatto. No, il colore chiaramente è un elemento fondante di tutte le nostre stagioni, di tutte le nostre proposte. In questo caso abbiamo voluto esploderlo in tutta la sua bellezza, reinterpretando un grandissimo successo degli inizi anni 90 della nostra proposta. Era la linea tecnologica, che è stato uno dei cavalli di battaglia veramente dei primi anni 90 nostri. Aveva queste combinazioni di colore molto forti, molto originali, che andavano anche addirittura con l'utilizzo dello sfumato, per cui abbiamo voluto reinterpretarle chiaramente in chiave moderna, molto attuale, e il risultato è decisamente molto interessante, molto divertente. Oltre a 2 collezioni speciali, ce le racconti? Sì, una è questa appunto, e l'altra è invece un progetto che cerca di enfatizzare invece la ricerca e l'innovazione, lo spirito di innovazione dell'azienda, ed è una partnership con un'azienda storica italiana, Reda, un'azienda che è nata addirittura nel 1865, quindi veramente storica. È un grande orgoglio poter creare questa partnership, quindi abbiamo creato 2 tute da sci, un'offerta uomo, un'offerta donna, realizzate in lana. Quindi con un panno in lana, ma assolutamente tecnica, quindi trattata idrorepellente, con una colonna d'acqua, una resistenza ad altissime performance, laminata, e con all'interno anche una stampa in grafene. Quindi utilizziamo una tecnologia che ormai portiamo avanti da diversi anni, una tecnologia che abbiamo introdotto noi nel mercato tessile, per cui è veramente importante avere anche delle capsule, delle proposte che riescano a unire tutto lo spirito e gli investimenti che facciamo nella ricerca. Quindi colorati, performanti e al caldo. Quello è l'obiettivo, alla fine è assolutamente quello, potersi divertire. Alla fine lo sci è un momento di grande divertimento, di possibilità di avere un momento di felicità, e bisogna essere assolutamente colorati. Goderne a pieno anche a livello di comfort, quindi con assolutamente il calore necessario per affrontare l'inverno. Altre prospettive? Affrontiamo l'inverno con grandissima positività, e anche il colore lo sfruttiamo per questo, per affrontarlo con grande positività. Abbiamo affrontato 2 stagioni estremamente positive, il brand si sta sviluppando molto bene, abbiamo delle ottime risposte sia nel mercato italiano che nel mercato internazionale, quindi ci sono tutte le condizioni per poter fare assolutamente bene anche nel prossimo futuro. Grazie Stefano, ci vediamo a Expo 2020. Grazie a voi.